I pericoli di una guerra atomica in Ucraina spaventano la comunità mondiale. I Nobel per la pace riaffermano il ruolo democratico delle organizzazioni della società civile. L'Austria sceglie la stabilità e conferma la fiducia a Van der Bellen già al primo turno. Il cimitero ebraico di Sarajevo, un monumento alla cultura della comunità sefardita. La partita di Europe Cup di pallacanestro tra Brindisi e il Budivelnyk di Kiev è stata una festa di solidarietà. A Varsavia e dintorni è stato deciso di distribuire pillole di iodiuro di potassio in centri diffusi sul territorio, così come già fatto nelle aree di Cracovia e Danzica. È la risposta polacca a un possibile incidente nucleare in una centrale nella vicina Ucraina o l'utilizzo di armi atomiche da parte russa. È solo prevenzione, la consegna delle pillole avverrà solo se necessario, hanno spiegato le autorità, a differenza di quanto già avvenuto in alcune parti dell'Ucraina. Dei rischi della radioattività connessi alla guerra russa in Ucraina si è parlato in un seminario a Varsavia con molti ospiti internazionali di rilievo. Lo ha organizzato un esperto in materia, l'ucraino Mark Železňak, che si è occupato in passato di gestire le conseguenze del disastro di Chernobyl del 1986 e ora lavora per l'Università di Fukushima in Giappone, teatro dell'incidente del 2011. L'attenzione rimane alta sulla centrale ucraina di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa. A Zaporizhzhia la situazione è pericolosa perché ci sono reattori simili a quelli di Fukushima. Sono stati spenti, ma il combustibile nucleare rimane dentro. L'incidente di Fukushima accadde per la mancanza di alimentazione elettrica necessaria per il raffreddamento. Ora la centrale è in completo controllo russo. Se dovesse mancare l'alimentazione sia dalla Russia sia dall'Ucraina e dovessero esserci problemi con i generatori a diesel, rischiamo un'esplosione. L'alimentazione è recentemente saltata di nuovo per un paio di giorni nel reattore 6 come conseguenza indiretta di combattimenti nei dintorni. Per questo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica chiede l'istituzione di una zona di sicurezza attorno alla centrale. Maxim Shevchuk è vice direttore dell'Agenzia nazionale per la gestione della zona di esclusione di Chernobyl. Anche l'area sotto la sua responsabilità è stata occupata dai russi a marzo per 35 giorni. Lì, per fortuna, non ci sono stati scontri a fuoco nelle vicinanze dell'ex centrale, ma sotto l'occupazione russa oltre 150 dipendenti ucraini della sua agenzia rimasero sul posto per salvaguardarne la sicurezza. Ci sono cose pericolose nell'area, il combustibile nucleare esaurito, il nuovo sarcofago con il reattore danneggiato della centrale, complessi per lo stoccaggio di vari rifiuti nucleari, oggetti pericolosi che richiedono una sorveglianza fisica per 24 ore al giorno. Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato di un possibile utilizzo di tutte le armi a difesa del suo paese. Gli analisti non escludono l'impiego al fronte di bombe nucleari piccole, chiamate tattiche, di potenza limitata, ma forse sufficienti a cambiare le sorti della guerra. Insomma, ci sono rischi anche di tipo militare, ma ben diversi rispetto a quelli civili. A Chernobyl è stata dispersa una parte del combustibile nucleare, a Fukushima il vapore. In caso di testata nucleare, il plutonio viene bruciato durante l'esplosione. Una bomba tattica nucleare distruggerebbe tutto nell'arco di centinaia di metri. I livelli di radiazione sarebbero altissimi, letali per un raggio di 1 chilometro. Ma non ci sarebbe contaminazione. Ricordo un'esercitazione militare sovietica in cui i soldati venivano mandati nell'area di caduta di una bomba nucleare tattica poco dopo per l'attacco. Nuclear explosion and they sent soldiers very quickly to this territory for attack. In Ucraina la guerra è sempre più feroce. All'efficace offensiva ucraina nella regione di Kharkiv e all'inaspettato attacco al ponte di Kerch, la Russia di Putin ha risposto bombardando con missili e droni le più importanti città dell'Ucraina. Colpiti impianti energetici e industriali, ma anche case e palazzi.
decine di morti tra i civili. In questo contesto, la decisione degli accademici norvegesi di dare una speranza alla pace, dando il premio Nobel a Memorial, una organizzazione russa, ad una ucraina, il Centro per i diritti civili di Kiev, e a un dissidente bielorusso, Ales Bialyatsky, incarcerato dal regime di Lukashenko, per ora non ha prodotto frutti. La magistratura russa ha posto i sigilli anche alla sede di Memorial dopo che ne aveva già decretato la chiusura in quanto agente straniero. Lo storico e russista Andrea Gullotta presiede la sezione italiana di Memorial. È un premio che va a onorare decenni di lavoro fatti sul campo da migliaia di attivisti che hanno reso un servizio fondamentale alla società russa. È un premio che va a onorare le tantissime persone che lo hanno fondato, che lo hanno fatto vivere, comprese quelle che hanno pagato con la vita come Natalia Stemirova e quelli che sono in carcere come Yuri Dmitriev. Ed è un premio soprattutto che dà grande speranza a chi in questo momento è contro questa guerra. In qualche modo questo è un premio per tutte quante le persone che sono contrarie alla Russia autocratica in favore di una Russia democratica. Il Nobel ad Ales Bialyatsky ha riacceso nuovamente i riflettori su quanto succede nella Bielorussia di Lukashenko. Bialyatsky, fondatore dell'organizzazione Viasna, è imprigionato oramai da mesi. Svetlana Tsikhanouskaya è la leader dell'opposizione bielorussa in esilio. Di sicuro il Nobel attirerà maggiore attenzione sulla situazione umanitaria nel nostro paese. Ales Bialyatsky è in carcere da più di un anno e sta soffrendo molto, ma ci sono anche altre migliaia di persone che sono detenute per le loro opinioni politiche. Spero che il Nobel faccia crescere l'attenzione su quanto succede nel nostro paese e che saranno fatti passi concreti per scarcerare le persone che hanno sacrificato la loro libertà per la nostra indipendenza, per i nostri diritti civili, per i valori democratici in Bielorussia. Il Nobel ha indotto discussioni anche nella martoriata Ucraina. La soddisfazione delle organizzazioni non governative era evidente. Il governo ha fatto buon viso a cattivo gioco. In passato il Centro per la difesa dei diritti civili di Kiev aveva criticato l'esecutivo per i casi di corruzione. Eugenia Benigni, consulente internazionale sui diritti umani e di genere, con 2 decenni di lavoro nei paesi ex sovietici, rimarca come il premio al Centro per i diritti civili di Kiev sia un riconoscimento alla società civile ucraina. A guidare il Centro per le libertà civili sono quasi esclusivamente donne. La società civile ucraina è in gran parte costituita da donne e nel caso del Centro per le libertà civili si sono mosse e sono cresciute come gran parte della società civile ucraina già negli anni dell'Euromaidan nel 2014. Inizialmente si occupavano di assistere i manifestanti e poi sono cresciute svolgendo delle indagini e documentando i crimini di guerra avvenuti in Crimea e nel Donbass, e un punto centrale del loro lavoro è il ritrovo delle persone scomparse e rapite e torturate nel corso di tutti questi anni. Sono autorevoli? Gli ucraini si fidano di queste attiviste? Assolutamente sì, sono credibili, e una cosa che vorrei dire è che vengono da una formazione voluta grazie agli scambi accademici internazionali. Alexandra Matvichuk ha studiato in America all'Università di Stanford e poi ha riportato la propria competenza in Ucraina, aiutando quindi la società civile ucraina a documentare in modo professionale i crimini di guerra e altre violazioni dei diritti umani. Un Nobel da dividere in 3, ma che ha un messaggio chiaro. Una democrazia per realizzarsi non può basarsi solo sullo Stato, ma ha bisogno della presenza attiva della società civile che, secondo gli accademici di Oslo, è anche l'unica forza che può arginare la guerra. Ha sfiorato il 57% dei voti il consenso ottenuto da Alexander Van der Bellen, presidente dal 2017 della Repubblica Austriaca, sostenuto da Verdi e progressisti, riconfermato nelle elezioni indette la scorsa domenica 9 ottobre alla guida della Hofburg di Vienna, senza affrontare ballottaggio. Un gradimento palpabile tra le persone che passeggiano tra le vie della seconda città austriaca. Grazie. Van der Bellen è il miglior presidente che l'Austria abbia mai avuto e sono contenta che abbiamo un buon presidente in questi tempi difficili.
Negli ultimi 6 anni abbiamo cambiato cancelliere 5 volte e Van der Bellen non si è mai intromesso. Penso che questa sia stata da parte sua una grande qualità. Mi tranquillizza pensare che Van der Bellen sia ancora presidente. Negli anni scorsi è stato in grado di portare distensione e questo per me è molto importante. Lui è in grado di comportarsi come un padre, capace di ricondurre tutto alla normalità. Also auf Platz 2, da landet der FPÖ. Distanziati i risultati ottenuti dagli altri 6 candidati, tutti uomini. Tra loro, quello che ha ottenuto più voti è stato Walter Rosenkrantz, esponente di spicco del FPÖ, partito conservatore della destra populista, con il 17,9% dei voti, pari a poco meno di 720.000 schede favorevoli. Tra le sue promesse elettorali la riconquista della libertà individuale nei confronti delle imposizioni vaccinali anti-Covid volute dal governo. Sono spaventata dalla forza del consenso che il partito di destra è riuscito a raccogliere. Terzo in termini di voti il musicista e medico Dominik Vlasny, fondatore dell'iniziativa satirica del Partito della Birra, con 327.000 schede a suo favore, l'8% del consenso. Quando ho visto nella televisione questo incontro delle candidate, mi vergogna. Era impossibile di un'elezione per queste persone. Ciononostante, anche nella Felix Austria, che riesce a dimostrare unità di direzione politica, non tutto è così semplice. A iniziare dal numero degli elettori che si sono recati alle urne, cioè il 65%, a fronte di una diminuzione del 3% rispetto al 2017. Da notare che in Austria si inizia a votare dai 16 anni. Da una parte dire che sono contento che il presidente sia stato riconfermato, d'altra parte sono un po' intimorito dal fatto che così tante persone abbiano deciso di non votare. Trovo che sia qualcosa che non fa bene alla democrazia. C'è poi la questione del rinnovamento, rilevante in una nazione a lungo nota per la propensione all'inerzia. Qui resta sempre tutto uguale. Invece abbiamo bisogno di cose nuove, moderne, diverse da quelle che ci sono state finora. Ma al momento per la maggioranza la priorità sembra essere la stabilità rispetto alle incertezze della situazione internazionale. Il risultato delle presidenziali era facilmente prevedibile, le persone hanno preferito una situazione di continuità. Quanto è avvenuto è una buona soluzione che tranquillizza tutti, mentre con un candidato più giovane che smuove le acque tutto sarebbe sembrato più difficile. Al momento la stabilità è considerata da tutti la cosa più importante. La RAI ritorna in Albania. Nella residenza dell'ambasciatore italiano a Tirana è stato infatti sottoscritto un accordo RAI e RTS, la TV pubblica albanese, in base al quale verranno trasmessi nel paese delle Aquile oltre 100 programmi fra spettacoli, serie TV e documentari. Tutti i programmi non verranno doppiati, ma saranno trasmessi con sottotitoli in albanese, allo scopo di rafforzare la diffusione della nostra lingua nel paese balcanico. L'iniziativa segna un ritorno massivo della RAI in Albania, dove soprattutto negli ultimi anni della dittatura comunista la nostra emittente era considerata dai cittadini albanesi la loro finestra sul mondo. È uno dei più importanti monumenti della Bosnia ed Erzegovina, l'antico cimitero ebraico di Sarajevo, nel quartiere La Mahala di Kovačići. Una testimonianza della storia degli ebrei sefarditi, costretti ad abbandonare la Spagna e il Portogallo nel Cinquecento. Moltissimi trovarono asilo nell'impero ottomano, arrivando fino in Bosnia. La più antica lapide è del 1650, la tomba di un rabbino decorata con il rilievo di una mano. Jakob Finci è il presidente della comunità ebraica bosniaca. Lapidi ebraiche come queste non si trovano in nessun'altra parte del mondo. I primi ebrei che si stabilirono in questi luoghi videro gli stečak, le antiche tombe bosniache, e anche loro acquisirono questa forma per i propri monumenti funebri adattandola all'uso ebreo. È così che queste tombe si sono conservate per centinaia e centinaia di anni. Ovi spomenici evo preživjeli stotine i stotine godina.
Per gli ebrei di Sarajevo il cimitero testimonia la continuità della comunità nella storia. Sono sempre felice di passeggiare in questo cimitero, anche se per la verità solo una delle mie antenate, mia nonna, è sepolta qui. Non sopportava l'idea di morire e di essere sepolta altrove, se non nel vecchio cimitero ebraico di Kovačići. Questa è la ragione per cui, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la mia famiglia è tornata a Sarajevo. Siamo rimasti per esaudire il suo ultimo desiderio. Shefko Korman, musulmano, è il custode del vecchio cimitero. Vivo qui, lavoro come custode, mantenendo e proteggendo questo cimitero. Molti stranieri che vengono qui in visita sono sorpresi quando sentono che sono musulmano, ma dico loro sempre che è normale per la gente che vive qui. Il custode testimonia la quotidianità dei rapporti interconfessionali a Sarajevo. Non è mai stato un problema in Bosnia, perché politici a parte, la gente comune ha sempre mantenuto buoni rapporti. Nel mio caso, ad esempio, gli ebrei mi hanno sempre dato una mano ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto. Durante l'assedio di Sarajevo, il cimitero si trovava sulla linea del fronte. Il cimitero ebraico di Sarajevo ha protetto i suoi morti per secoli, anche durante l'ultima guerra, quando era stato bombardato, colpito e minato, quando essere qui era più difficile per i vivi che per i morti. Ma tutto questo è passato, grazie a Dio, e speriamo che non si ripeta mai più. Speriamo che questo cimitero non sia mai più una prima linea e un bersaglio, ma solo un luogo dove le persone possano studiare il passato dei loro antenati, scoprire come sono morti, quando sono stati sepolti e, si spera, anche la storia delle loro vite. Il cimitero ebraico conta più di 3.850 lapidi e copre un'area di circa 30.000 metri quadrati. Il governo di Sarajevo vuole includerlo nell'elenco dei siti culturali riconosciuti dall'UNESCO. A Brindisi tutto il palazzetto è giallo-blu prima della partita di FIBA Europe Cup mercoledì scorso contro il Budivelnyk di Kiev. La società pugliese di Serie A ha devoluto l'incasso alla causa della pace tramite l'agenzia ONU per i rifugiati. Dopo le strette di mano iniziali però è partita vera e gli ucraini la dominano e, come si dice, la portano a casa. Già, ma quale casa? Voglio ringraziare tutte le nazioni che ci ospitano, perché questo per noi ucraini è veramente un momento difficile. La casa del Budivelnyk, club glorioso in cui mosse i primi passi l'enorme Volodymyr Kachenko, 2,20 m, il terrore dei pivot degli anni 70 e 80, oggi è Roma. La squadra si allena nelle strutture della Stella Azzurra e giocherà nel Palasport di Veroli in provincia di Frosinone. Le nazioni europee accolgono lo sport ucraino di alto livello, ma l'esilio è sempre esilio. Mia moglie potrebbe raggiungermi in Italia, ma i miei figli no, perché sono maggiorenni e perciò arruolabili nell'esercito. Io ero abituato a stare lontano da loro, ma potevo raggiungerli in qualsiasi momento. Questa situazione è diversa ed è troppo difficile da vivere. Vyacheslav Bobrov di Donetsk, 30 anni, è uno dei punti di forza della nazionale ucraina. Il 24 febbraio, il giorno in cui scoppiò la guerra, era in Spagna per una partita delle qualificazioni mondiali. Alle 5 del mattino, nelle stanze dei giocatori, i telefoni esplosero. Era mia moglie. Ci stanno bombardando, mi disse. Prendo i bambini e scappo. 12 ore di macchina e arrivarono in Moldova. 4 giorni dopo mi raggiunsero a Parigi, perché io l'anno scorso giocavo in Francia. Pur fra mille difficoltà, gli atleti profughi sono comunque dei privilegiati rispetto agli altri scappati dalla guerra. Gli sponsor pagano le spese e possono continuare a giocare. Hanno la lucidità necessaria per raccontare il loro punto di vista sulla guerra. Prima della guerra ero un oppositore di Zelensky. Non mi piaceva per niente, lo consideravo un tipico politico ucraino, un populista che bada solo ai suoi interessi.
ma la guerra lo ha cambiato profondamente. Del resto non si può essere populisti sotto le bombe, per il semplice fatto che un popolo potrebbe non esistere più. Ora sono convinto anch'io che Zelensky sia un grande leader. Stasera qui a Brindisi abbiamo vinto, ma potevamo anche perdere. Nel basket puoi perdere, ma in questa guerra no. La Russia vuole cancellarci. Se non vinciamo non esisteremo più. It's like a war for existing for our countries.